La crisi affonda il lavoro. In Veneto 94.000 posti persi dal 2008 a oggi, 9.000 solo nell'ultimo anno. L'export lancia qualche segnale di vita, per il resto è un terremoto economico che ha fatto tabula rasa anche a nord-est. A pagare il prezzo più alto sono i giovani, 1 su 3 è disoccupato e in fondo al tunnel, altro che luci, c'è buio pesto. Il lavoro da chi è ucciso? È ucciso dalla mancanza di contratti regolari, è ucciso dalla mancanza di consapevolezza delle proprie potenzialità, sia imprenditoriali che dei giovani. Parole che arrivano da Verona, che inaugura il Salone Nazionale Job e Orienta, una grande vetrina dove studenti e aziende si incontrano, uno spiraglio, una chance per i giovani, ma anche l'Europa può fare molto nei prossimi anni. C'è 1 miliardo di euro per finanziare progetti di formazione e lavoro nel centro e nord Italia, un'occasione da non perdere. Stiamo cercando di verificare se il flusso di risorse che si preannuncia molto buono, cioè quasi 1 miliardo di euro che avremo nei prossimi anni per l'occupazione, per la formazione e il lavoro dei ragazzi, possa aiutare anche le aziende ad assumere ragazzi in fase formativa. A Job e Orienta cucinano i ragazzi dell'Istituto Alberghiero Stimmatini di Verona. La cucina oggi è uno dei settori in espansione. Ci vuole preparazione, cultura, studio. Tanti ragazzi che si affacciano al mondo della cucina. Tantissimi. La computer grafica è il settore del futuro, legato sempre di più al cinema e alla costruzione di realtà virtuali. Se sei bravo c'è posto e un sacco anche, se non sei bravo è molto meritocratico, grazie a Dio. Anche le forze armate restano uno dei grandi serbatoi di lavoro per i giovani di oggi. Offriamo un po' la possibilità di relazionarsi con operatori di tutte e 4 le forze armate senza filtri, in diretta, per conoscere cosa facciamo, quelle che sono, perché no, le prospettive per una vita con le stellette, ma anche per conoscere più da vicino quello che le forze armate fanno ogni giorno a sostegno della collettività. Idee, progetti, eppure sulla 24esima edizione di Job e Orienta aleggia il fantasma di un lavoro che è stato ucciso dalla crisi. Nel padiglione della Regione Veneto i ragazzi vengono invitati a trovare l'assassino di Mr. Job, un gioco, la parodia di un dramma reale, perché in fondo è inutile piangersi addosso, meglio rimboccarsi le maniche, meglio guardare al futuro con ottimismo. Qui dentro i ragazzi si trovano in una forma di quesiti da cui dare risposta e arrivare alla fine alla soluzione. La vera soluzione è la formazione, tanto sacrificio e continuare a combattere.